Non mi interessa sapere cosa è successo. Tutto si risolve, cioè, ho una famiglia che la mia, quella da parte sua, unita, perciò si risolve tutto. Però qualsiasi possa essere l'aiuto, un avvistamento, qualsiasi cosa di aiutarmi a portarlo a casa perché i suoi figli chiedono di lui. È un appello accorato a chiunque possa essere d'aiuto nelle ricerche del marito Luca Livieri, quello lanciato da Martellago dalla moglie Elisa, ma anche un appello rivolto direttamente al marito, perché i suoi due figli di 11 e 15 anni da lunedì chiedono del loro papà. Ce lo descrive un istante. È 1,94, alto, magro, capelli rasati, barba incolta perché non se l'era fatta, andamento ondeggiante. Come è vestito? Come era vestito perlomeno quando è uscito di casa? Aveva i pantaloni neri e la tuta dell'Adidas, la felpa con la scritta grande Adidas. Io presumo che lei da 6 giorni si stia domandando perché, dove si trovi suo marito, che risposte sei riuscita a darsene, ha raggiunto, ha ottenuto. Nessuna. Avevamo una famiglia normale, lavoro, casa, figli, una routine normalissima. Non c'era niente che mi dava da pensare che potesse fare un gesto del genere. Lunedì mattina Elisa ha salutato il marito come è avvenuto 1000 altre volte, ma da allora non ha più avuto sue notizie. Luca non è andato al lavoro, il cellulare è spento, la macchina nel garage. Lunedì a mezzogiorno sarebbe stato visto in piazzale Cialdini a Mestre, martedì sera a Chirignago. Chi lo vedesse deve fare una cosa sola: Chiamate il 112, qualsiasi cosa, chiamate il 112.